La montagna. La montagna quando si è lontani, si è in esilio, si ricordano le persone che lì vivono o hanno vissuto. Se poi quei luoghi sono luoghi di guerra, allora sono luoghi di meditazione. Tartini si trovava a Firenze, era di Pontebba, era un poeta e pensò alla guerra, pensava alla guerra, era soldato dopo Caporetto, era il 1918. La guerra non sembrava ancora finire e allora ha dedicato alla sua terra, alle sue vallate, alle sue montagne, alla sua gente questo canto, perché il soldato e l'alpino che combatte in alto non solo rischia, ma qualche volta rimane, ma rimane lì, sulle cime, fra i cres, no? Fra le cime rocciose, non scende, perché quello è il luogo ideale per un alpino. Salirà la sua ragazza, se vorrà, e raccoglierà qualche stella alpina, perché lì dove troverà le stelle alpine lui è combattuto ed è morto ed è anche sepolto. Troverà un piccolo segnale, le sarà facile ritrovarlo. Si riporta indietro una stella con sé e poi, poeticissima l'immagine, che dice in friulano così: quanche aggiase tu sei sole e di cur tu preis per me, lascia stare il verso, io e le stelle e sin con te. Poesia altissima, e non viene nominato l'alpino, ma è densa di sensibilità alpina. Stellutis alpinis.